Con la scuola primaria a San Rocco è partita la campagna di sensibilizzazione Riduci, riusa, ricicla, rivolta a istruire i più piccoli sulle corrette norme della differenziata. Il progetto, denominato 3R3D, proprio per indicare il processo successivo alla raccolta che vede la trasformazione degli scarti in oggetti tridimensionali, è nato dalla collaborazione tra la società Ambiente Surl e l'associazione di protezione ambientale Fare Verde Onlus. Siamo qui per sensibilizzare i giovani alunni affinché abbiano una sana educazione nello smaltimento dei rifiuti, come vanno destinati i rifiuti, come vanno trattati, affinché loro, che sono le future leve e il futuro progresso e il nostro futuro, preservino l'ambiente, riducono e sprecano di meno e ci danno e riducono l'impatto ambientale. Questa campagna è stata volutamente fatta con il patrocinio del Comune di Sora, della provincia di Frosinone, nonché della rappresentanza della Commissione europea italiana. L'Ambiente Surl, in qualità di società partecipata al 100% del Comune di Sora, si è resa partecipe e è nella sua mission quello di divulgare e di rendersi il più possibile partecipe nell'educare la collettività ai fini di un benessere futuro di tutti quanti. Il progetto che abbiamo iniziato oggi con Ambiente Surl è un progetto mastodontico che coinvolge l'intera città. Infatti oltre alle scuole saranno coinvolti anche i cittadini con incontri presso i comitati di quartiere e poi ci saranno anche delle affissioni dei manifesti e un'opera di sensibilizzazione che comunque è davvero enorme e prima e unica per grandezza nella provincia di Frosinone. L'iniziativa, dedicata alle scuole della città di Sora, ha visto coinvolti insegnanti ed alunni in più fasi, che hanno dato loro modo di apprendere e toccare con mano i benefici della raccolta differenziata. Per quanto riguarda i bambini, l'intervento e le dimostrazioni sono articolati in più fasi. Abbiamo una prima fase un pochettino didattica, poi abbiamo una fase pratica dove i bambini riescono a toccare con mano quello che loro riescono a fare tramite la trasformazione della materia plastica in polvere in prodotto finito con la lavorazione tridimensionale della plastica in prodotto finito, così gli resta ben impressa e riescono logicamente a divulgare questo nostro messaggio anche presso i propri genitori e quindi logicamente è un beneficio che ne traiamo tutti quanti. Grande l'entusiasmo dimostrato durante tutte le fasi del progetto e in particolare nel corso della realizzazione di alcuni oggetti con l'utilizzo della stampante 3D. Quello che stiamo facendo oggi, quindi una sorta di sensibilizzazione a quello che è il riciclo e soprattutto utilizzare la plastica riciclata come nuova risorsa. Una nuova risorsa che può essere sfruttata per la creazione di gadget o può essere utilizzata anche per fare materia prima per le nostre stampanti 3D, perché noi ci occupiamo di stampa 3D, quindi del processo di addizione e fabbricazione digitale. Noi partiamo da quella che è la plastica dei tappi o la plastica dei flaconi di detersivi, sminuzziamo questo tipo di plastica, la inseriamo in un estrusore di filamento e ne ricaviamo un filamento di un diametro il più possibile costante che poi andremo a inserire all'interno della stampante 3D e tramite un procedimento di fusione di questo filamento che abbiamo creato andiamo a depositare strato su strato per andare a realizzare il nostro monile tridimensionale, che può essere un gadget, può essere un gioiello, può essere addirittura un aussilio protesico o farlo diventare un qualcosa che prima non c'era.